Siamo a Noventa di Piave con Marco Zecchinelli, contitolare della Tergas. In questo caso però lo intervistiamo come presidente dell'Apindustria di Venezia. Ecco, meglio di lei chi ci può dire la situazione delle aziende e dell'economia di questa città metropolitana? Grazie Curtarelli. La situazione ovviamente non è una situazione semplice. Noi come comunità di imprenditori, ma in primo luogo di uomini, abbiamo molti motivi di preoccupazione sia sul fronte economico che sul fronte della salute. L'economia è quella delle nostre imprese, quindi l'assenza di una prospettiva di soluzione di questa crisi sanitaria breve, e anche la preoccupazione per i nostri familiari e per i nostri dipendenti. È chiaro che come associazione noi guardiamo al futuro e siamo accanto agli imprenditori in questa situazione. Difatti abbiamo avviato un proficuo dialogo con le ASL in relazione a quelli che sono i protocolli da adottare nel caso di positività dei dipendenti, e guardiamo anche il futuro suggerendo alle autorità politiche sia locali che regionali le nostre iniziative e le nostre opinioni in relazione appunto per esempio al sostegno del turismo piuttosto che a misure in campo fiscale, di tassazione dei reinvestimenti, degli utili. Questa è la nostra prospettiva, guardare al futuro e pensare ad un dopo.